Panorama Sardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Todde, come i nonni dei nostri nonni ci hanno insegnato. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. È l'avvio di una nuova puntata di Panorama Sardo e lo facciamo con riferimento a quanto è accaduto nei giorni scorsi nella sala eventi del gruppo Special Car. È la prima di una serie di manifestazioni che ospiterete perché avete deciso di aprirvi alla città. Sì, diciamo che noi vogliamo interpretare il ruolo del concessionario in maniera differente rispetto a quanto è stato visto sino ad oggi, no? E quindi per noi è importante avere degli spazi che possiamo rendere fruibili a tutti e per questo abbiamo creato la Special Lounge. Special Lounge è un'area di 250 metri quadri dove organizziamo in collaborazione con dei nostri clienti piuttosto che artisti, piuttosto delle mostre di arte, delle mostre di pittori, di scultori, piuttosto che delle esposizioni anche di materiali moderni, qualsiasi cosa. In più organizziamo dei convegni sul mondo dell'imprenditoria, piuttosto che delle presentazioni di nuovi prodotti, quindi cerchiamo di mettere a disposizione la nostra area a disposizione dell'imprenditoria sarda. E in questo caso particolare si parlava di un evento dove il tema era la successione nel mondo dell'azienda. Era organizzato da Banca Generali, il relatore era Tonino Tilocca, ex presidente della Sfiz, un tema molto interessante perché ci ha fatto scoprire tante cose, che l'80% dei manager d'azienda non prevede una propria successione. Abbiamo anche scoperto che invece negli Stati Uniti e in Europa è il 50%, perché non lo fa? Perché ha paura di perdere la proprietà dell'azienda in favore dei suoi eredi, perché non si fida dei propri figli o dei possibili eredi, ma soprattutto questo comporta grandi spese nel momento della successione. Un caso che voi avete affrontato in prima battuta recentemente. Sì, allora intanto è vero quello che dici, è vero che in Italia siamo circa all'80% di problematiche nei passaggi generazionali, ma è dovuto anche al fatto che la grandezza delle aziende medie in Italia è più piccola rispetto a quelle dell'Europa e soprattutto a quelle degli Stati Uniti, e quindi ovviamente le grosse aziende che molte volte sono quotate in borsa o comunque hanno un azionariato diffuso è più facile che debbano organizzarlo per tempo, hanno anche più capitali per farlo. Le aziende medio-piccole invece noi imprenditori siamo sempre convinti di essere eterni e quindi procrastiniamo sempre questo passaggio generazionale. Invece è importante pensarci per tempo, pensarci quando si è giovani, quando si hanno le forze, quando le aziende vanno bene, perché in quel momento puoi investire per fare un passaggio generazionale fatto bene. Per quel che ci riguarda, noi abbiamo avuto la fortuna di avere mio padre, che è una persona molto lungimirante e in tempi non sospetti aveva già fatto il passaggio generazionale, passando tutte le quote, passando tutto quello che doveva passare a me e mio fratello, quindi comunque ci ha dato in mano l'azienda da tempo, poi dall'alto la controllava, l'ha sempre gestita, però ci ha sempre controllato e ci ha lasciato lavorare tranquillamente. Per quel che riguarda invece me e mio fratello, anche noi invece abbiamo fatto una scelta ancora più giovane di mio padre, abbiamo già deciso di fare questo passaggio generazionale, quindi noi abbiamo già avviato tutto questo passaggio, quasi concluso,
passando tutte le quote societarie ai nostri eredi, ai nostri figli, ovviamente mantenendo il controllo dell'azienda. Oggi ci sono tantissimi sistemi, come abbiamo visto al convegno l'altro giorno, per poter fare questo, cioè cedere le quote, darle in mano agli eredi, di modo che se dovesse succedere qualsiasi cosa o se dovesse passare di quota improvvisamente non devi pagare una marea di soldi di tasse e comunque ci sarebbe una continuità aziendale. Quindi io reputo che sia una cosa corretta, tutti gli imprenditori che hanno delle imprese di successo dovrebbero cominciare a pensarci e ragionare su questo. Un mese fa avete portato a termine un'iniziativa nel nord Sardegna, praticamente questo gruppo nasce a Cagliari, poi continua a crescere, arriva a Oristano, adesso l'altro obiettivo raggiunto è quello di Sassari. Ma quanto è difficile in questo momento particolare dove si parla di stagnazione, qualcuno parla di grandi difficoltà per il 2023, continuare a investire e continuare a assumere personale, perché ormai questa azienda ha raggiunto le 300 unità lavorative? Sì, allora ancora 300 no, però ci avviciniamo con i nuovi investimenti che stiamo facendo a raggiungerli, quindi arriveremo a 300. Sicuramente non è facile investire in momenti in cui il mercato dà delle tendenze negative, no? Anche gli outlook per quest'anno e per l'anno prossimo non davano sicuramente un outlook positivo. Però io sono convinto, io e mio fratello siamo convinti che investire nei momenti in cui c'è un outlook negativo ti dà tutta una serie di vantaggi, perché sei uno dei pochi che investe o comunque non siamo in tanti che investiamo, ci sono più opportunità, c'è la possibilità di trovare delle soluzioni migliori, quindi è vero che ci vuole coraggio, però è anche vero che in questi momenti trovi anche i business migliori o le offerte migliori per poter investire. Abbiamo un nuovo governo, il precedente ha chiuso dando grande spazio ai bonus esclusivamente per la vendita dell'elettrico. Cosa vi aspettate dall'esecutivo Meloni? Ma io quello che mi aspetto e quello che noi abbiamo chiesto come Federauto, come associazione dei concessionari, è quello di rivedere la fiscalità completa dell'auto. Non servono solo gli incentivi sono importanti e per carità ben vengano, li abbiamo chiesti e quindi è giusto che ce li abbiano dati, perché comunque se vogliamo rimodernare il parco circolante, ricordandoci che l'Italia è uno dei parchi circolanti più vecchi d'Europa e la Sardegna proprio siamo quasi in testa alla vecchiaia come parco circolante, bisogna rivedere un po' la fiscalità dell'auto, perché in Italia purtroppo c'è una fiscalità veramente negativa nei confronti dell'auto, cioè non si può scaricare niente, non si può fare niente. Allora se vogliamo ringiovanire questo parco e se vogliamo che l'inquinamento diminuisca, se vogliamo maggiore sicurezza in strada, questa l'unica strada che noi vediamo è devi mettere un qualcosa che non sia un incentivo a tempo, ma sia una continuità negli anni, magari riducendo l'IVA per chi non la scarica al 10 anziché al 20, piuttosto che permettendo a chi è partita IVA di scaricarsi l'IVA, oppure detrarre l'80% dei costi dell'auto a prescindere dal costo dell'auto. Cioè ci sarebbero tante cose, noi abbiamo fatto tante proposte, Federauto ha fatto tante proposte al governo, il governo ci ha promesso che ovviamente superati i primi momenti in cui deve pensare a tutta ovviamente l'emergenza che abbiamo oggi, guerre, caro petrolio, caro gas, caro energia e quant'altro. Ma l'auto cosa rappresenta nel prodotto interno lordo nazionale? Ma l'auto oggi rappresenta più del 14% più o meno di PIL, tra vendite, assistenza e produzione di ricambi per auto, quindi perché l'Italia è un grosso partner per esempio della Germania nella produzione dei ricambi per auto, quindi ovviamente non è poco, è tanto, e tra l'altro ha una marea di occupati, perché se voi considerate la produzione diretta che ormai è calata tantissimo perché sono rimaste poche fabbriche in Italia, è rimasta Ferrari, è rimasta Maserati, Lamborghini e poco altro, qualcosa del gruppo Stellantis, però veramente tanto. C'è adesso il gruppo DR che sta investendo tanto in Italia e anche loro cresceranno, però tolta la produzione diretta che Fiat un po' ha lasciato cadere, abbiamo tutta una serie di produttori di ricambi, di accessoristica e di quant'altro, dove invece siamo veramente forti a livello europeo, anche mondiale, e poi abbiamo tutte le assistenze, tutti i venditori, le vendite, quindi comunque rappresenta una quantità di assunzioni veramente importante, di personale assunto veramente importante, quindi
È importante che il governo non perda occasione per ristrutturare questo sistema fiscale e ci dia la possibilità di lavorare meglio e vendere di più. Domanda conclusiva di rigore. Cosa dobbiamo aspettarci per il vostro settore, che poi interessa tutto il Paese e tutti i suoi cittadini, nel 2023? Ma 2023, secondo me, così come stiamo vedendo adesso questi ultimi mesi, ci sarà un segno più nelle vendite, no? Perché abbiamo toccato veramente il fondo, ma non per il fatto che non si vendessero le macchine, ma per il fatto che non riusciamo a consegnarle le macchine. Tutte queste problematiche di ricambi che non arrivano dalla Cina, il problema dei microchip, le fabbriche sono state costrette a diminuire la produzione, quindi anche le macchine che ci hanno mandato sono state molto meno. Quindi noi abbiamo degli ordini fatti, acquisiti in portafoglio abbastanza lunghi. Le case automobilistiche, parlando con loro anche i mesi scorsi, ci hanno promesso che questo trimestre qua, quindi ottobre, novembre, dicembre, in poi sarebbe riaumentata gradualmente la produzione per riportarla, non dico al 2018-2019 che secondo me era eccessiva, però comunque a portarla a dei valori che ci permettano di performare quello che è corretto performare. Quindi io lo vedo positivo come outlook. Certo, poi bisogna vedere i mercati, l'inflazione, tutto quanto, però la richiesta, nonostante la crisi, c'è. E ovviamente se riusciamo a consegnare un po' prima, la richiesta secondo me aumenterebbe anche di un pochino. Quindi. I tempi medi di consegna oggi a quanto ammontano? Ma tempi medi, diciamo, dipende dal modello. Cioè ci sono dei modelli che hanno magari 7-8 mesi, un anno di consegna, ci sono dei modelli che hanno 3 mesi, ci sono dei modelli che abbiamo anche in pronta consegna, dipende un attimino, perché poi lì dipende anche dalle fabbriche come producono, hanno dei modelli che hanno necessità di meno microchip e quindi riescono a produrli prima, degli altri che invece hanno bisogno di più microchip e quindi hanno dei tempi un po' più lunghi, dei ricambi che arrivano dalla Cina e sono un po' più lunghi, quindi non è facile dare un tempo medio. Comunque diciamo il tempo medio può essere tra i 4 e i 6 mesi. A questo punto si avvantaggia il mercato dell'usato? L'usato per contro è in crescita rispetto al mercato del nuovo e soprattutto in crescita il prezzo, cioè il prezzo medio dell'usato è cresciuto un 20-30%. Anche qui attenzione, perché adesso come riparte il mercato del nuovo ci sarà un leggero abbassamento del valore dell'usato, che sino a oggi è cresciuto, ma appena ricomincerà a arrivare il nuovo si troverà più usato e quindi ovviamente maggiore offerta di usato e scende il prezzo del valore. Genuinità, qualità e tradizione sono gli ingredienti della ricetta che da oltre 40 anni certifica la unicità delle produzioni di una pasticceria artigiana che oggi è leader del settore nell'isola. Todde, come i nonni dei nostri nonni ci hanno insegnato. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Tutto inizia da un amore. Le farine, i mangimi, la pasta, le fette biscottate, la distribuzione e l'ospitalità. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata.
Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. La Setrand, azienda leader nel settore ambientale in Sardegna, si rivolge alle pubbliche amministrazioni e alle imprese dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Il PNRR destina 40 miliardi di euro agli enti locali. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, transizione ecologica e mobilità sostenibile, istruzione e inclusione sociale. Per i comuni della Sardegna, un'opportunità da non perdere. La società Prima Idea assiste le amministrazioni in tutte le fasi della progettazione fino alla presentazione della domanda. Velocità, competenza e professionalità. Prima Idea per il PNRR, una scelta vincente. Visita il sito www.primaidea.com. Proseguono nei locali della Manifattura Tabacchi di Cagliari gli appuntamenti del Meet the Expert, il formato organizzato da Opifici Innova con Inois, Innovazione e Idee per la Sardegna e Fondazione di Sardegna. Presente all'incontro Paolo Bassetti dell'Universal Robots Italia per parlare di tecnologia robotica per le piccole e medie imprese attraverso l'utilizzo del Cobot, il robot collaborativo concepito per interagire fisicamente con l'uomo in uno spazio di lavoro. Uno strumento in contrasto con la maggior parte dei robot industriali progettati per operare in maniera autonoma. I bracci robotici permettono ai produttori di ridurre il carico delle attività ripetitive, una forma di automazione che porta al massimo livello la collaborazione uomo-robot per il raggiungimento di un obiettivo di produzione. Siamo qui negli spazi della Manifattura Tabacchi con il dottor Paolo Bassetti dell'Universal Robots Italia. Oggi c'è stato un incontro all'Opificio Innova sulle PMI e sui robot collaborativi. Cosa si intende per robot collaborativi o cobot? Sono robot nati per essere utilizzati nelle vicinanze dell'operatore, quindi senza che sia richiesto di avere delle gabbie intorno, delle protezioni o dei sistemi di sicurezza come i laser scanner. Questo chiaramente non è sempre vero, ma è vero in molti casi. In tutti i casi in cui l'oggetto trasportato e l'utensile che si sta utilizzando non è pericoloso, quindi c'è sempre un'analisi dei rischi da fare. In base a quella questi robot hanno una serie di funzioni di sicurezza che possono essere tarate per rendere l'applicazione nel suo complesso collaborativa. Tutte le aziende avranno un robot in futuro? Com'è la situazione in Italia? In Italia la robotica sta prendendo piede molto bene, anche la robotica collaborativa, siamo uno dei principali mercati a livello europeo e presumo, almeno la mia impressione è quella che tutte le aziende prima o poi capiranno
che utilizzare un braccio robotizzato ha un estremo vantaggio dal punto di vista economico e dal punto di vista anche della qualità di vita e di lavoro degli operatori. È chiaro che questi robot, i nostri collaborativi, sono utilissimi anche per aziende medio-piccole, quindi l'investimento, essendo abbastanza modesto ed essendo molto facile riprogrammarli e riadattarli per diverse applicazioni, hanno una ragione di esistere anche in aziende appunto molto piccole, in cui non ci sono magari lotti di produzione molto ampi e molto numerosi. Troveremo i robot collaborativi anche all'interno delle case, per le famiglie? Questo tipo di braccio non credo, perché questo tipo di braccio ha una certa intelligenza, nel senso che l'interfaccia utente piuttosto che alcuni applicativi sono molto facilitati perché la programmazione, ma sempre rispetto a un robot tradizionale. Rispetto a un umano, chiaramente non ci si può ancora parlare direttamente di gli passami il latte, perché questa è un'operazione che una volta scomposta in sottofasi diventa molto molto complessa e articolata, quindi non siamo ancora a quel livello lì. Come è entrato in questo mondo così affascinante della robotica? Mi è sempre appassionata, mi ricordo che già alle elementari volevo fare robotica, studiare robotica, e quindi dai tempi appunto del liceo, l'ingegneria e quant'altro l'orientamento è sempre stato su questo campo. Universal Robotics Italia funziona anche nei mercati internazionali? Universal Robots è una multinazionale, è un'azienda danese, nata nel 2008, e adesso abbiamo 60.000 robot installati più o meno in quasi tutti i paesi del mondo, quindi c'è una fittissima rete di uffici, di sede in giro per il mondo, in tutte le nazioni. Successivamente a Cagliari. Nella corsa allo studio e alla colonizzazione dello spazio i punti cruciali sono enormi. Prima di poter colonizzare e effettuare soggiorni a lungo termine su altri corpi celesti come la Luna, Marte oppure asteroidi, i ricercatori non hanno dubbi. Occorrerà valutare le possibilità offerte dalle risorse naturali disponibili sul posto. Tra le esigenze maggiori ed essenziali c'è senz'altro la necessità di adeguare soluzioni tecnologiche per soddisfare il fabbisogno energetico. Questo vale per le esplorazioni spaziali umane, per quelle affidate a robot, e come asserito da diversi studi internazionali vanno nella stessa direzione anche quelle per la creazione di metodi innovativi e sostenibili riguardanti l'accumulo di calore e la generazione di elettricità direttamente sulla Luna. Hanno spiegato nel corso dell'incontro Roberta Licheri, Roberto Orru e Giacomo Cao, docenti del Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Chimica e dei Materiali dell'Università di Cagliari. Le analisi del prezioso materiale hanno condotto a soluzioni per lo sfruttamento delle risorse disponibili sui corpi celesti, sia alla realizzazione di metodi innovativi e sostenibili su accumulo di calore e generazione di elettricità in loco. Valerio, buonasera. Insomma, tengo in mano un bicchierino con un piccolo quantitativo ma importante di regolite. Che cos'è? È quello che si forma sul suolo lunare dopo le collisioni con gli asteroidi, con i meteoriti, insomma polvere, detriti, pezzettini di roccia. Bene, il Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Chimica e dei Materiali, guidato dal professor Cao, che è qui al mio fianco, l'ha riprodotto e adesso gli chiediamo per che cosa serve. Le sfide dell'uomo hanno sempre avuto un inizio che andava catalogato, andava inserito, contestualizzato. Beh, la colonizzazione, il termine può essere anche sgradevole, ma di questo si tratterà, della Luna, dei corpi celesti, magari Marte, magari anche con dei robot che partono dalla Terra e vanno a vedere cosa succede sul suolo lunare o appunto sugli altri corpi celesti, ha un avvio, e questo avvio molto importante, un grande tassello, una grande firma l'hanno messa i ricercatori dell'Università di Cagliari. Con il professor Cao, oltre al suo team di lavoro, collaborano i professori anche Licheri, Roberta Licheri, e Orru, Roberto Orru. Professore, che roba è? Cosa state combinando? Stiamo sviluppando un'attività che ha visto coinvolte, oltre al nostro Dipartimento e il nostro Ateneo, l'Istituto Nazionale di Astrofisica, il Consiglio Nazionale delle Ricerche. L'obiettivo fondamentalmente è quello di dimostrare che, utilizzando appunto questo bicchierino, o comunque le polveri contenute in questo bicchierino, che simulano le caratteristiche del suolo lunare, dimostrare appunto che se si realizzano dei pezzi densi
invece che usare le polveri di questo materiale lunare, esiste la possibilità di sfruttare questo materiale per sia schermare dalle radiazioni, sia incamerare, immagazzinare energia. Quindi due tematiche estremamente rilevanti, cruciali, mi permetto di dire, negli scenari di esplorazione dello spazio. Quindi energia, calore, tutela degli eventuali astronauti che andranno quando ci saranno le missioni, che sono state garantite anche dalla NASA e poi da una serie di paesi leader nella ricerca, avanzatissimi nelle simulazioni. Ecco, perché si fa questo? Perché non si può portare tutto appresso, giusto? Sì, uno degli obiettivi è esattamente questo, cioè fare in modo che il carico utile che i razzi vettore che vengono utilizzati per spostarsi dalla Terra verso i corpi celesti sia il più limitato possibile, e si cerca di sviluppare tecnologie che consentano lo sfruttamento di risorse disponibili sui corpi celesti, nel caso specifico il suolo lunare. Da quant'è che lei si occupa con il suo gruppo? Insomma, non solo di aerospazio, abbiamo del suo incarico nel distretto aerospaziale, di successi scientifici e anche di accreditamento che il distretto ha, però l'Università di Cagliari e il professor Giacomo Cao da quand'è che mettono becco su queste materie? L'Università di Cagliari, il sottoscritto in particolare, coordina attività legate all'effetto dell'assenza di gravità su varie tipologie di fenomeni fisici e chimici dal 98. Io ricordo di aver coordinato un progetto, un topical team dell'Agenzia Spaziale Europea proprio nel 1998. E quindi sono veramente tanti anni, e in questi anni c'è stata la possibilità di, io credo, contribuire anche con dei brevetti significativi ormai concessi in vari paesi, Stati Uniti, Cina, Russia, Giappone, India, Europa naturalmente, a questo grande tema di esplorazione, che io credo andrà a occupare, guerre permettendo naturalmente, lo scenario degli anni futuri, dei decenni futuri. Se lei dovesse dare un consiglio, ingegneria miete sempre grandi attenzioni perché ha un collocamento post laurea molto alto, con percentuali elevatissime. Se lei dovesse dare un consiglio a una matricola, vieni con noi che ti portiamo sulla Luna, cosa gli direbbe? Intanto fino a che gli scenari di esplorazione non diventeranno una quotidianità, c'è ancora tanto da fare, c'è ancora tanta tecnologia da sviluppare. È facile immaginare che prima delle nuove missioni umane ci saranno delle missioni quasi strettamente robotiche. Una volta che questo percorso sarà invece innescato, questa potrebbe essere un'attività veramente rilevante, e credo di poter dire che competenze come quelle che nell'ambito del nostro dipartimento si portano avanti e si costruiscono, quali appunto gli ingegneri chimici e gli ingegneri meccanici, io credo che possano dare un significativo contributo. È chiaro che l'attività dovrà essere un po' più orientata verso lo sviluppo di processi da porre in essere su corpi celesti, e quindi ci saranno tutta una serie di tecnicismi da approfondire, ma naturalmente le competenze di base vengono fornite dai nostri corsi di laurea, quindi sicuramente non avrei dubbi a suggerire di iscriversi da noi. Entriamo un pochino nei dettagli. Io continuo a tenere questi pochi grammi di regolite, che il materiale, abbiamo detto, che simula, è uguale alla superficie lunare. Lo produce la NASA, si era convinti costasse un patrimonio, mezzetto $15.000, invece no. È commercializzato, ha un bollino che ne garantisce le qualità, ovviamente in maniera perfetta rispetto al suolo lunare. Siamo con Simone Barbarossa, fisico, siamo di fronte alla macchina che sinterizza. Intanto, cosa vuol dire sinterizza, Simone? Allora, sinterizzazione è un termine che usano in questi ambienti o in questi campi
per fare un processo dove si passa da delle polveri a un campione denso, un campione solido. No, queste sono polveri. Solido intendo come può essere un blocco di ceramica, questo è quello che si intende da noi per solido. Quindi questo processo soprattutto è fatto in questi casi tramite l'utilizzo contemporaneo di temperature anche abbastanza elevate e un carico meccanico, ovvero l'applicazione di 2 pistoni che comprimono queste polveri mentre si trovano a queste temperature elevate. Ad esempio, di quali temperature parliamo? Possiamo parlare di temperature che possono anche andare dai 400 gradi, che sono anche abbastanza basse, relative, e fino a temperature anche di 2000-2200 gradi, anche di più, dipende semplicemente dalle limitazioni del macchinario. E questo macchinario, insomma, arriva qui nei laboratori della Facoltà di Ingegneria diretti dal professor Cao. Come funziona? Intanto, quando è arrivato qui a Cagliari? Allora, questo macchinario è in realtà abbastanza vecchio, è un macchinario che è arrivato qua a Cagliari intorno al 2003 dal Giappone e a suo tempo era un macchinario abbastanza innovativo, lo è tuttora e infatti è un macchinario che adottano tantissimi posti in Italia e questo macchinario ha la particolarità, come stavo dicendo prima, che permette qua dentro di fare il processo di sinterizzazione in tempi abbastanza efficienti, quindi parliamo di termini di minuti, anche un'ora, invece delle diverse ore che possono avere altri tipi di processi. Per quanto riguarda invece proprio la tecnologia, quando è arrivata questa era la prima macchina in Italia. Ad esempio, parlando dei solidi, da queste polveri in situ, come dite voi, quindi sulla Luna o su altri corpi come può essere Marte, no? In quella che sarà la corsa allo spazio, si potranno trovare che cosa? Cosa può essere prodotto? Beh, con questi macchinari possono essere prodotti diversi campioni, dipende dalle geometrie che si vogliono ottenere, ma anche dalla dimensione dei campioni che si vogliono ottenere. Tutto dipende dagli stampi effettivamente che si useranno all'interno dei macchinari, che sono quelli che daranno la forma alla fine. Quindi in realtà lì dipende tutto dall'immaginazione. Quindi insomma mattoni per costruire strutture, ma anche per immagazzinare calore e quindi energia, che sullo spazio è fondamentale. Sì, possono essere anche utilizzati per questo, quello dipenderà ovviamente dal materiale, però si può parlare di mattoni per la costruzione degli ambienti, possono parlare di materiali per l'immagazzinamento, perché anche qui si parla di un materiale che a seconda delle proprietà che possa avere, se si riesce a sintetizzare con lui, dovrebbe riuscirsi a fare in linea di massima. Sì. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Genuinità, qualità e tradizione sono gli ingredienti della ricetta che da oltre 40 anni certifica la unicità delle produzioni di una pasticceria artigiana che oggi è leader del settore nell'isola. Todde, come i nonni dei nostri nonni ci hanno insegnato. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. E tu? Filiere Ghinisesi. È nata la pasta Ercole.0, l'unica di filiera sarda al 100%, certificata dal grano alla tavola. Scopri il nuovo gusto Cellino nel tuo supermercato di fiducia. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le buone idee viaggiano con le garanzie.
Il fondo di garanzia è dalla parte delle imprese sarde che vogliono superare la stretta creditizia. I dettagli sul sito sfirs.it. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMAS. La Setrand, leader in Sardegna nel settore ambientale, si rivolge alle amministrazioni pubbliche e alle aziende dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Il PNRR destina 40 miliardi di euro agli enti locali. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, transizione ecologica e mobilità sostenibile, istruzione e inclusione sociale. Per i comuni della Sardegna, un'opportunità da non perdere. La società Prima Idea assiste le amministrazioni in tutte le fasi della progettazione fino alla presentazione della domanda. Velocità, competenza e professionalità. Prima Idea per il PNRR, una scelta vincente. Visita il sito www.primaidea.com. 40 buyer organizzatori di congressi ed eventi, di cui 27 italiani e 13 stranieri provenienti da Germania, Francia, Spagna, Svizzera e Inghilterra, 56 operatori dell'offerta MAIS della Sardegna, tra strutture alberghiere, sedi per eventi e agenzie di organizzazione. Sono questi i numeri dell'evento MAIS, acronimo di Meetings Incentives, Conferences ed Exhibition Destinazione Sardegna, per l'organizzazione dell'assessorato regionale del turismo e di Sogair. Dopo l'archeologico, il culturale, il religioso, lo sportivo e l'enogastronomico, benvenuti alla Fiera del Turismo Congressuale e alle sue positività. Quali sono? La destagionalizzazione e ottimizzazione dell'utilizzo delle strutture ricettive regionali anche nei periodi di media e bassa stagione, un indotto elevato generato da una domanda mediamente alto spendente, un generatore di investimenti volti alla qualificazione di un'offerta abituata a rapportarsi a interlocutori di qualità, una crescita dell'impiego sul territorio, un incremento dei flussi turistici in virtù del fatto che spesso il turista congressuale ritorna per vacanza nella destinazione che ha potuto conoscere in maniera positiva durante l'occasione di lavoro. Un'opportunità per la Sardegna di essere conosciuta sul mercato nazionale e soprattutto internazionale, non solo come destinazione mare, ma anche business. Come vedete, le offerte turistiche stanno aumentando in Sardegna. Quel progetto e quel sogno di andare oltre il mare e non solo mare, di vivere nella Sardegna tutto l'anno. È vero che ci sono problemi sempre con i trasporti, ma è anche vero che se creiamo le opportunità della destinazione, si creano anche le opportunità dei collegamenti più rafforzati. Si è creata una situazione negli ultimi giorni per cui Cagliari continua ad avere tutte le destinazioni e addirittura cresce per qualche volo in più, mentre tutto il resto del Nord Sardegna è in grande difficoltà. Ma non è che sia in difficoltà, lo è sempre stato così. A ottobre la Gallura, Olbia, non ha più niente, ha poco di traffico, idem Alghero, eppure sono destinazioni fortemente a vocazione turistica, ma d'estate. Mentre Cagliari, la capitale della Sardegna, garantisce i collegamenti tutto l'anno, non con poche difficoltà, ma è Cagliari che tiene aperto tutto l'anno, è una garanzia. Semmai dobbiamo cercare di far diventare una garanzia la sicurezza dei collegamenti anche gli altri due aeroporti, ma loro prettamente hanno puntato sempre sui collegamenti estivi. Quindi bisogna modificarlo questo? Assolutamente, è con l'offerta turistica che si cambia poi il ragionamento. Tutta la Sardegna che vive di eventi e di offerta tutto l'anno, anche poi di conseguenza anche gli aeroporti dovranno lavorare perché avranno più collegamenti, ma un vettore aereo può sollevare un aereo vuoto, andrebbe in perdita. Ecco, prima non c'erano tutte queste offerte turistiche, le stiamo creando, vedete tutte le cose che sto facendo, vedete le differenze. Ci stiamo preparando a vivere una Sardegna tutto l'anno e lo stiamo facendo puntando sulla personalità dei sardi, di tante persone che lavorano in vari settori e ci stiamo organizzando, non con poche difficoltà, ma prima eravamo
adagiato esclusivamente per il mare, per la costa, ma vivevi 3-4 mesi l'anno. Quest'anno abbiamo fatto numeri da record, ma non ci basta, dobbiamo andare oltre. Semmai la nota positiva che prevale è proprio il fatto che gli operatori turistici tutti dicono dobbiamo cercare di aprire di più e vorremmo aprire di più. Dobbiamo creare anche le condizioni per farli tenere aperti, altrimenti come lo spieghi il caro bollette, allora poi dalla ragione si passa al torto o viceversa. Ecco, il ragionamento va fatto e lo stiamo facendo sistema e proponendo a chi viene in Sardegna che ha un'offerta diversa, che va oltre il mare. Questo è l'obiettivo che stiamo raggiungendo. Ovviamente ci arrivi piano piano. Manca un altro meeting, destinazione Sardegna, è fondamentale l'approccio con i buyer, con i turisti, ma soprattutto con gli operatori. Beh, è chiaro che l'impegno della Regione è evidente. Stiamo lavorando su un multicanale. Abbiamo oggi un segmento specifico che è quello del mais, che propone di lavorare fuori dalla stagione canonica e quindi importantissimo per lo sviluppo del mercato turistico sardo. A livello internazionale e nazionale abbiamo visto vale il 4%, noi siamo convinti che sul panorama turistico sardo può valere un pochettino di più. E quindi se lavoriamo bene, se oggi iniziamo a piantare i semi, il prossimo anno li innaffiamo, e vi ricordo che il mais vive di programmazioni a 12-24 mesi, quindi un po' più lenta rispetto alle vacanze canoniche. Se noi oggi siamo bravi a continuare a far crescere questa pianta, è una pianta che è robusta perché nel mondo si muovono milioni, decine di milioni di persone per questi motivi che sono meeting, incentive, eventi e congressi. E noi possiamo assolutamente, trovandoci in mezzo al Mediterraneo, a 2 ore di volo praticamente da tutta Europa, diventare una delle destinazioni favorite per questo tipo di mercato. Manca, il suo osservatorio ha una sensibilità, possiamo dire, capillare, quasi a cogliere le sfumature di un mercato turistico che ormai si espande da un punto di vista esperienziale, enogastronomico, turismo sportivo e archeologico. La Sardegna ha tutti questi numeri, tutti questi siti, ma gli operatori come stanno reagendo a questi cambiamenti? Ma per gli operatori il mondo è cambiato, in 2 anni ci siamo trovati davanti a una realtà diversa, i nostri turisti ci chiedono cose diverse, vengono in periodi diversi, soggiornano per meno giorni di quelli in cui soggiornavano prima della pandemia, però c'è un altro vantaggio, tornano più spesso. Quindi se noi siamo bravi, proprio questa multicultura, questo fatto di avere più attrattori diversi ci può portare a convincere i visitatori, i turisti che vengono in Sardegna a venire una volta per una motivazione, una volta per l'altra motivazione. È palese che il progetto deve essere strutturato, deve essere stabile e deve essere portato avanti negli anni. Se noi facciamo un'iniziativa oggi e non diamo seguito negli anni successivi, perdiamo questo valore aggiunto che è stato creato. Quindi la vera scommessa è quella di continuare a ripetere negli anni queste iniziative. Ci ha raggiunto Betty Harmsen, commerciale dell'Horse Country Resort, che si trova in una zona bellissima della Sardegna. Giusto, arborea, è una zona ancora tutta incontaminata, poco conosciuta, però logicamente per il turismo è una cosa tutta da scoprire. Lì diciamo si può vivere un po' la Sardegna wild, quella esperienziale davvero, perché ci sono bellissime spiagge, bellissimo entroterra e soprattutto buon vino e buon cibo, come in ogni zona della Sardegna d'altronde. Giusto, giusto. Noi abbiamo però anche per quello il nome Horse Country, un maneggio, uno dei più grandi della Sardegna, anche dell'Europa si può dire. Vuol dire molti clienti vengono anche per equitazione, che per noi è molto molto importante. E in più una struttura direttamente sul mare, che però anche è congressuale, perché abbiamo una sala congresso di 1000 posti, vuol dire che è molte possibilità. Quindi anche voi avete perseguito la strada sicuramente della stagionalità, ma indubbiamente se c'è la possibilità, meeting, conferenze e ospitalità per gruppi piuttosto che singoli, li fate tutto l'anno? Assolutamente sì, nel senso su richiesta noi facciamo una stagione leisure che abbiamo chiuso fino a ottobre con un ottimo risultato per quest'anno, però su richiesta noi apriamo senz'altro per il discorso mais congressuale in generale.
Le chiedo prima di lasciarla ai lavori del meeting, lei è di origine olandese ma si è innamorato della Sardegna? Ormai mi hanno adottato, vuol dire che sono un'adottiva sarda. Con piacere, sinceramente. Sono qui da 45 anni. Genuinità, qualità e tradizione sono gli ingredienti della ricetta che da oltre 40 anni certifica la unicità delle produzioni di una pasticceria artigiana che oggi è leader del settore nell'isola. Todde, come i nonni dei nostri nonni ci hanno insegnato. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Tutto inizia da un amore. Le farine, i mangimi, la pasta, le fette biscottate, la distribuzione e l'ospitalità. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Non c'è solo il credito bancario. Con i mini bond e le cambiali finanziarie coperti dal fondo di garanzia, i tuoi progetti trovano nuovi investitori che credono in te. Contatta Spheres. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Setrand, settore ecologia. Grazie agli impianti innovativi ed al costante sviluppo tecnico recuperiamo oltre il 70% dei rifiuti da noi gestiti. La Setrand, azienda leader nel settore ambientale, si rivolge alle pubbliche amministrazioni e alle imprese dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Il PNRR destina 40 miliardi di euro agli enti locali. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, transizione ecologica e mobilità sostenibile, istruzione e inclusione sociale. Per i comuni della Sardegna, un'opportunità da non perdere. La società Prima Idea assiste le amministrazioni in tutte le fasi della progettazione fino alla presentazione della domanda. Velocità, competenza e professionalità. Prima Idea per il PNRR, una scelta vincente. Visita il sito www.primaidea.com. Nell'ultima chiacchierata con l'amministratore delegato di Sogare si era presupposto una chiusura di ottobre con numeri importanti. Avete superato addirittura i 420.000 transiti. Sì, è stato il numero più importante di sempre nella storia dell'aeroporto di Cagliari, oltre 420.000 passeggeri che non abbiamo mai registrato. Questa conferma che il periodo storicamente di spalla di ottobre, ma già l'avevamo visto a maggio, ha un significato molto importante in termini numerici, soprattutto per il turismo straniero. Quindi abbiamo avuto tantissime presenze straniere. E tutto questo nonostante una continuità territoriale che nel periodo estivo ha funzionato a singhiozzo. Per quanto riguarda Cagliari è stata una continuità territoriale che ci ha dato molta sofferenza perché i numeri estivi parlano chiaro, abbiamo fatto meno 40% di voli di continuità territoriale rispetto al 2019 e questo perché il bando, voi perché l'Europa lo abbia imposto così, è stato un vero problema.
Per fortuna le altre compagnie sono riuscite a supportarci e quindi a far sì che quel dato così importante di perdita non venisse consolidato alla fine dell'estate, tant'è che i valori sono veramente simili al 2019. E da adesso in poi si pensa, oltre che alla fase invernale, a quella che sarà la progettazione per il 2023? Sì, stiamo progettando delle cose molto interessanti per il 2023, è un po' prematuro parlarne adesso, però consolideremo sicuramente tutta una serie di mercati e potrebbe esserci qualche novità interessante a brevissimo. L'obiettivo 4 milioni a chiusura dell'anno in corso è raggiungibile? Lo superiamo e ne siamo ben felici. Abbiamo parlato del record dell'aerostazione di Cagliari nel mese di ottobre, ma il più 31% fatto segnalare da quello del Costa Smeralda è molto importante. Sì, il miglior ottobre di sempre, no? E questo ci deve far capire che c'è una grossissima potenzialità che dobbiamo sfruttare, cioè dobbiamo uscire dalla considerare la spiaggia e il mare come l'unico elemento del turismo della Sardegna, quindi c'è spazio anche per la bassa stagione, per la stagione di spalla sicuramente, ma anche per la bassa stagione. C'è una voce di corridoio che dice che nel vostro territorio, nella Gallura, ma anche in buona parte dell'Algherese, molte attività hanno chiuso la loro stagione al 31 ottobre pur avendo gli alberghi con tutto esauriti. Sì, anche qui ci vuole un cambio di mentalità. Siamo tutti, lo dico anche agli aeroporti, tutti quanti, siamo programmati per fare la summer, la cosiddetta summer, che finisce il 31 di ottobre. Ecco, abbattiamo questo muro, cerchiamo di vedere la nostra attività oltre il 31 ottobre e c'è la possibilità di farlo, assolutamente. Per il futuro si parla di un'unica mente che controllerà i 3 aeroporti della Sardegna. È un vecchio progetto che Pippo Bello vede con grande simpatia. È un vecchio progetto, come dici tu benissimo, e che spero che trovi, ha sicuramente un terreno fertile perché è una cosa importante, è una cosa utile e soprattutto comunque già si vedono i primi effetti, no? Cioè, l'aeroporto di Olbia, l'aeroporto di Cagliari e l'aeroporto di Alghero stanno cominciando a ragionare insieme. Ci siamo dimenticati di parlare del successo dell'aviazione generale, prima in Europa come traffico, addirittura siete riusciti ad avere numeri straordinari nel mese di agosto, mai raggiunti. Sì, nonostante siano mancati grandi clienti che sono quelli del mercato russo, sì, abbiamo avuto uno straordinario incremento di voli, ma non solo nel 2022 ma anche nel 2021 è stato un anno straordinario perché forse la pandemia ha fatto sì che molti utilizzassero l'aereo privato, no, per gli spostamenti e anche, oltre a quello c'è il fatto che molte persone hanno considerato la Sardegna come un luogo sicuro, un luogo dove installare le proprie attività, ecco, e questo sta continuando anche nel 2022, quindi di questo dobbiamo far tesoro e dobbiamo creare le condizioni perché si sviluppi questo tipo di opportunità anche per gli anni successivi. È un meeting con buyer internazionali, nazionali e tanti operatori e per Panorama Sardo abbiamo incontrato Daniele Bassetti, il direttore generale di Palazzo Tirso, che sarà la novità al centro di Cagliari. Sì, effettivamente è una bella novità per il panorama cagliaritano ma sardo in generale. L'evento di oggi è fondamentale, noi in primis crediamo moltissimo nella possibilità dello sviluppo del turismo mais sull'isola, ci crediamo fortemente. Il nostro albergo ormai è una realtà, una nuova apertura che spero anche piuttosto attesa nel panorama. Credo che potremo dire di poter vedere i Natali già per questo Natale, quindi manca veramente poco. Ci crediamo fortemente. La vocazione nostra è sì leisure e sì business, ma appunto anche fortemente mais, senza grandi numeri ma con grande qualità e con grande attenzione al servizio. Questo è quello che contraddistingue un po' la nostra filosofia di ospitalità che tu già conosci in parte e che è anche quella che contraddistingue il brand M Gallery al quale abbiamo deciso di affiliarci. Possiamo dire che lei arriva dalla scuola Pullman Timiama di Villa Simius, che ha un'accoglienza prettamente estiva, turistica, ma con una buona stagione di spalla. Palazzo Tirso cosa sarà nel
panorama dei boutique hotel in Sardegna? È proprio questo, è fatto centro, nel senso sarà un boutique hotel che vuol dare la risposta a quella domanda che siamo certi esserci, perché l'abbiamo visto, ormai è una conferma, poter offrire un'ospitalità di qualità, di grande attenzione ai servizi del cliente tutto l'anno questa volta, a differenza di come abbiamo fatto al Timiama, lasciatemi dire anche con un po' di successo nei passati anni. Questa volta possiamo offrirlo per tutto l'anno, sempre, costantemente. Un'ultima battuta sul turismo leisure che è stato fatto con esperienza dal Pullman Timiama. Questa volta abbiamo notato che possiamo puntare l'attenzione anche su Cagliari, perché Cagliari può diventare un centro d'attenzione leisure e il turista si può spostare giornalmente con una base d'eccellenza come quella di Cagliari per potersi andare a godere tutto il panorama sardo a 360 gradi. Abbiamo visto i numeri definitivi dell'aeroporto di Cagliari, oltre 3 milioni di passeggeri da maggio al 31 di ottobre, quindi la stagione estiva allungata. I numeri della portualità nell'isola. I numeri al 31 ottobre sono numeri molto incoraggianti, perché fondamentalmente quest'anno, nei primi 10 mesi dell'anno, abbiamo raggiunto circa 2.700.000 arrivi e 2.700.000 partenze, che ci fanno presumere che chiuderemo l'anno con 3 milioni di arrivi e 3 milioni di partenze, che sono esattamente gli stessi numeri del 2019. Quindi possiamo dire di aver recuperato tutto il gap negativo accumulatosi negli anni 20 e 21 a seguito della pandemia. Ovviamente rimane ancora da recuperare molto sul settore crociere, che aveva perso il 100%, eravamo arrivati almeno al 98%, quest'anno abbiamo recuperato circa il 50% del traffico rispetto al 2019 e pensiamo tra il 23 e il 24, perché le crociere programmano con 24 o 36 mesi di anticipo, quindi anche nuove programmazioni non le potremo vedere prima del 23, forse all'inizio del 24. Speriamo di riuscire a raggiungere gli stessi numeri, cioè di recuperare gli stessi numeri che erano numeri record degli anni pre-pandemia 18 e 19. In questi mesi l'autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna si è distinta per la progettazione con riferimento al PNRR. Siete tra quelli che hanno presentato più progetti? Abbiamo presentato dei progetti maturi, perché uno dei presupposti per avere fondi del PNRR era avere non un'idea generica, ma avere dei progetti maturi, cantierabili, perché il progetto del PNRR è quello di avere delle opere fruibili nel 2026. Con i tempi italiani, ovviamente, se tu non avevi già un progetto o dei progetti pronti, maturi, ovviamente sarebbe stato velleitario anche solo poterci ambire. Quindi abbiamo ottenuto questi finanziamenti, stiamo lavorando molto intensamente per raggiungere questi risultati e devo dire che tutto questo ha messo in moto un circolo molto virtuoso, perché ovviamente cantieri chiamano cantieri, cantieri chiamano manutenzioni, lavori chiamano occupazione e insomma gira l'economia, e questo è sicuramente un grande elemento di fiducia. Grande spazio per la cantieristica. Assolutamente sì, cantieristica importante, la grande cantieristica di Porto nell'avamporto est del Porto Canale. I lavori sono iniziati a febbraio di quest'anno e si concluderanno tra febbraio e marzo dell'anno prossimo, erano 13 mesi di lavori e quindi noi penso che la primavera prossima potremo consegnare già i primi lotti a coloro i quali si vorranno insediare. Un altro incontro qui al MAIS 2022 è una delle location storiche di Cagliari, della Sardegna, l'Hotel Regina Margherita. Siamo con il direttore. Direttore, buonasera. Quanto è importante riunirsi per confrontarsi col mondo esterno alla Sardegna? Ma è basilare. Bisogna promuovere questi interventi e bisogna far sì che ci sia una continuità su questi interventi, che ci sia un interscambio di dialogo e di confronto su questo tema. Oggi vediamo che grazie all'assessorato di riferimento qui abbiamo buyer, abbiamo operatori, abbiamo colleghi insomma, che fanno parte di una Sardegna che ha voglia di essere conosciuta sempre di più nel mondo.
Ma le potenzialità della Sardegna sono indiscutibili, dobbiamo solamente promuovere e far sì che sia conosciuta in maniera capillare anche all'esterno e all'estero soprattutto. La città reagisce sempre bene quando ci sono eventi, quando ci sono riunioni di questo tipo. Quale può essere il segreto per mantenere costante questa attenzione? Ma deve essere uno sforzo, diciamo, dalla parte degli imprenditori, quindi albergatori, chi si occupa di questo settore, e anche uno sforzo da parte della pubblica amministrazione, perché alla fine è sempre una sinergia quella vincente che ci permette di dare visibilità alla città e allo stesso tempo di poter svolgere attività imprenditoriale. Ci troviamo con i padroni di casa, Paolo Mancosu, amministratore delegato di Palazzo Doglio e anche responsabile al Forti Village della comunicazione della direzione generale. Come sta andando questo Mais 2022? Ma è stato un anno per noi straordinario. Abbiamo iniziato la stagione già da marzo, siamo arrivati fino a fine mese, quindi stiamo chiudendo i battenti in questi giorni. E possiamo veramente dire che il mercato si è ripreso bene e anche le prospettive per il prossimo anno sono estremamente positive e rosee. Il Forti Village è stato un po' apripista perché al di là della stagione pre-estiva, estiva, quella centrale, ha sempre ottenuto un buon riscontro con le conferenze, con i meeting, e quindi la stagione di spalla il Forti Village l'ha scoperta un po' prima degli altri, possiamo dirlo? Sì, assolutamente sì, è una di quelle cose che abbiamo cercato uno di quei bei segreti che ha la Sardegna, il bel tempo, l'infrastruttura, che abbiamo cercato di comunicare di più e tenendo l'albergo aperto anche durante i mesi, diciamo, di bassa stagione, perché noi non abbiamo nulla da invidiare a altre destinazioni che riescono a tenere delle stagionalità ben più lunghe delle nostre, parlo delle isole spagnole, delle Canarie e via dicendo. Insistendo e andando su questa direzione stiamo raccogliendo degli ottimi risultati e piano piano anche il territorio lo sta percependo, e quindi anche i servizi esterni alla struttura, Cagliari stessa e Santa Margherita, incominciano a mantenere, diciamo, i propri servizi aperti anche durante questi periodi, rendendo, diciamo, ovviamente più fruibile e più appetibile il territorio anche in questi mesi. Il confronto è sicuramente alla base di un successo di qualsiasi obiettivo. In questo anno l'assessorato ha fatto sì che ci fossero tanti confronti e soprattutto tanti modi di vedere il turismo, forse anche in una maniera diversa, perché ognuno di voi operatori ha un osservatorio ovviamente dedicato e diverso. Bisogna continuare su questa strada? Sì, assolutamente. Le sinergie e la comunicazione tra i vari enti, tra i vari professionisti sono la chiave del successo. Sicuramente ci sono tanti best practice di altre destinazioni che hanno raggiunto successi in questo modo. Ovviamente più si comunica, più si lavora in sinergia, più si riescono a creare quelle economie di scala, quelle attrazioni e attrattività che un operatore da solo non può assolutamente reggere in alcun modo. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Genuinità, qualità e tradizione sono gli ingredienti della ricetta che da oltre 40 anni certifica la unicità delle produzioni di una pasticceria artigiana che oggi è leader del settore nell'isola. Todde, come i nonni dei nostri nonni ci hanno insegnato. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche.
Fai impresa, la fai bene. Meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. E tu? Filiere che ne sei? È nata la pasta Ercole.0, l'unica di filiera sarda al 100%, certificata dal grano alla tavola. Scopri il nuovo gusto Cellino nel tuo supermercato di fiducia. Setrand, settore ecologia. Siamo in grado di attivare il servizio di pronto intervento ecologico in caso di emergenza e con potenziale contaminazione delle matrici ambientali. La Setrand, azienda leader nel settore ambientale in Sardegna, si rivolge alle pubbliche amministrazioni e alle imprese dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Il PNRR destina 40 miliardi di euro agli enti locali. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, transizione ecologica e mobilità sostenibile, istruzione e inclusione sociale. Per i comuni della Sardegna, un'opportunità da non perdere. La società Prima Idea assiste le amministrazioni in tutte le fasi della progettazione fino alla presentazione della domanda. Velocità, competenza e professionalità. Prima Idea per il PNRR, una scelta vincente. Visita il sito www.primaidea.com. Rombo di tuono, Gigi Riva da Leggiuno. Sono un calciatore, ero bravo e abbastanza fortunato. E sono qua ancora adesso. Giorgia Riu, fra tanti film che hanno visto impegnata la vostra organizzazione, questo è sicuramente quello che sta richiamando la maggiore attenzione del grande pubblico. Beh sì, siamo passati da un'estate rovente con le piazze colmissime, soprattutto in Gallura, per il muto di Gallura, record nazionale, a un altro muto, Gigi Riva. E quindi stavolta le sale saranno sold out e questo è molto bello perché se lo merita Gigi, se lo merita il regista e se lo meritano le sale e i cittadini di tutta Italia, non solo, ma questo film andrà anche oltre. Tu come editore hai seguito molte pubblicazioni che riguardano Gigi Riva, che riguardano la storia dello scudetto, ma avendo vissuto quegli anni in prima persona, qual è il grande ricordo di Gigi Riva? Ne ho tantissimi. Un giorno in macchina abbiamo, lui ed io, gli piaceva la mia macchina, gli piaceva guidarla, abbiamo inventato Cagliari Calcio, il giornale, il mensile, perché serviva a questa operazione. Altri ricordi, quelli turbolenti durante la gestione a Marugi e quindi il mio impegno perché
il Cagliari potesse e dovesse avere un testimonial che rimettesse tutte le caselle a posto, e soprattutto Gigi, che in quel periodo era veramente come dire, bisognoso di dare ancora il cuore per il Cagliari. Tu sei stato giocatore di hockey su prato al massimo livello e la vostra squadra, l'Ansicora, si allenava insieme al Cagliari. Eh sì, si allenava assieme al Cagliari, noi ci allenavamo anche il pomeriggio per le ripetute, i corner, i rigori eccetera. Io peraltro allenavo anche i ragazzini e quindi arrivavano i ragazzi di Scopigno. Gigi era l'ultimo ad arrivare e ovviamente mentre gli altri già ne anellavano qualche giro di campo. Il suo primo qualche sgambettatura, ma poi i palloni, glieli mettevano tutti a disposizione e infatti quell'area, quella vicino al sottopassaggio, era spelacchiata sistematicamente per le sue cannonate. Era bello allenarsi insieme a loro perché c'era la sdrammatizzazione del calcio, altri tempi. Quindi talvolta ci chiedevano la mazza, il bastone, il nostro strumento da gioco, e giocavano con noi. Questo era molto carino. Era un modo come un altro di restituirci l'ospitalità. Carlo Alberto Melis, il tuo Gigi Riva. Gigi Riva di un bambino che lo conosce quando ha pochi anni, che lo vede sdraiato in terra il 1 febbraio del 76 e avendo 8 anni non capisce la portata di quel momento. Parliamo della gara con il Milan al Sant'Ilia. Parliamo della sua ultima partita e che poi insegue ciò che non è riuscito a vivere di persona con uno studio matto e disperatissimo di tutto ciò che di Riva si dice, si scrive, si racconta sui libri, adesso anche al cinema e in ogni occasione possibile. Senti, ma perché c'è stata tanta attesa per questo docufilm che vede il Rombo di Tuono protagonista? Perché c'è sempre attesa quando si tratta di Gigi Riva, che ha centellinato le proprie apparizioni, le proprie presenze, le proprie interviste in questi anni, non per uno studio di marketing o per una strategia, ma perché è il suo carattere e questo suo essere schivo, riservato e straordinariamente sempre coerente con se stesso lo ha reso mitico. Il nostro Mario Frongia ieri è stato svegliato di prima mattina perché volevano assolutamente sapere tutto sul film che da ieri viene proiettato nelle sale di tutta Italia. Parliamo di uno che ha segnato sicuramente la storia dello sport mondiale, non solo del calcio, non solo del Cagliari, di cui noi siamo fieri portatori, ma di Gigi Riva si parla ovunque. Se uno dice che di Cagliari e le generazioni non sono troppo fresche, non parli con un ragazzino, tutti ti chiedono Cagliari Gigi Riva, quindi è un'associazione che è culturale, che è storica, che è ambientale, che è identitaria. Ce ne fossero tanti come lui anche adesso, non solo nel calcio, non sarebbe male. Ma qual è la specialità di Gigi Riva che lo ha reso così particolare e così diverso rispetto a tutti i suoi colleghi calciatori? Intanto è stato uno dei primi e dei pochi a non voler andare via, a stare in una sede quale quella di Cagliari, al di là dello scudetto. Lui arriva in tempi in cui Cagliari è poca roba, la Sardegna è un pezzettino di terra in mezzo al Mediterraneo, quindi il suo modo di fare, il suo dire no alla Juve, ai 7 giocatori, ha sicuramente vagonate di denaro che erano improponibili, anche se a Cagliari lui è vissuto e stava bene. Ecco, questo rimane unico, è l'unicità che lo ha sempre contraddistinto. Poi segnava, poi c'è questo particolare non insignificante che lui faceva sempre gol, che se tuttora sta in piedi il record in gol in nazionale delle 35 reti in 42 partite, è passato quasi mezzo secolo, valeva, significa che aveva un qualcosa di unico. Pelé diceva di lui, guardatelo, quando scatta palla al piede vi verrà un brivido di paura. Era un giocatore straordinario, completo fisicamente, ma non è vero che usasse solo il sinistro, sì, per il 90% sì, però era un giocatore completo e non si possono fare paragoni, tanti dicono il Bombo Fieri di 20 anni fa, no, giocatori diversi, epoche non paragonabili, un calcio molto cambiato in tattica, in allenamenti, in condizioni.
Ed eccoci con Enrico Galliano, la Nuova Sardegna, che sta seguendo in questa stagione un Cagliari a grandi difficoltà. Ma parliamo di Gigi Riva che è Sì, parlare di Gigi Riva significa ricordare i momenti più belli sia nostri, perché eravamo giovanissimi, sia del Cagliari che ha fatto 4-5 stagioni dominando e dispiace che non abbia raccolto quanto avrebbe potuto, però ecco, c'è Riva che resta un mito indistruttibile non solo nei numeri, per i gol fatti, per il fatto che da mezzo secolo è il capocannoniere della nazionale italiana, ma anche per tutto il resto che ha rappresentato per l'isola, per lo sport italiano. Ecco, lui continua a essere un punto di riferimento, tanto che ha smosso un regista di vaglia a fare un film completamente diverso da quello a cui siamo abituati a vedere, tipo Baggio, quello di Totti, insomma qui il protagonista è il Riva vero. Come sempre Riva ci mette la faccia, in tutte le cose che ha fatto è sempre stato così. un particolare, crisi del cinema dopo la pandemia, sale vuote per tanti mesi, arriva il film di Gigi e in 2 serate fai tutto esaurito. Sì, perché appunto, ripeto, mi devo ripetere, persona amatissima in tutta Italia, non solo, per cui c'era molta curiosità per vedere che lavoro era stato fatto da Riccardo Milani e comunque al di là di tutto questo Riva è sempre un must. Tu puoi fare anche un articolo, un piccolo accenno sul giornale, per esempio io lavoro prevalentemente sul sito internet della Nuova Sardegna, ogni volta che noi mettiamo qualcosina su Riva, anche piccola, i like piovono. Ecco. Io ricordo di quest'estate, mese di agosto, forse la serata più calda in assoluto, abbiamo superato i 40 gradi senza il sole e quella sera tutti sudati, c'era il tutto esaurito e la proiezione di 1 minuto e mezzo di anticipazione. Sì, semplicemente il trailer che ha girato appunto su YouTube, l'hanno visto tutti, è un piccolo assaggio e già da lì si capiva che la pellicola era di altissimo livello e ripeto, c'è la curiosità sempre su Gigi, anche quella sera alla manifattura c'era tutto esaurito, so di persone che avrebbero voluto esserci ma hanno cercato anche a cozzi per riuscire a entrare a vedere questa anteprima e quindi noi siamo a Cagliari, nella patria assoluta di Riva, quindi tutto normale. Questo viaggio sul film Nel nostro cielo, un luogo di tuono, insieme alla Stampa, lo concludiamo con Giuseppe Amitani del Corriere dello Sport, che sicuramente questi giorni ha avuto 1000 sollecitazioni per parlare, per raccontare questa storia. Ma sì, è chiaro che anche il Corriere si interessa tantissimo perché è una storia, al di là dell'aspetto sportivo, calcistico, è una storia importante dal punto di vista umano, sociale, insomma le scelte di Gigi è stata davvero una cosa che in quei tempi soprattutto era un qualcosa di straordinario, fuori dalla normalità, la scelta di arrivare in Sardegna, di curare la sua solitudine facendosi abbracciare da un popolo intero, così andare a fare una scelta di vita che è stata molto, molto importante e che tuttora lui assolutamente difende, così come la difendono tutti gli altri che sono questi qua, Tomasini, insomma gli altri ex ragazzi dello Scudetto. Quindi oggi siamo qua in questo giorno è importantissimo, tra l'altro è il compleanno di Gigi. Riccardo Milani è protagonista di una autentica impresa, noi lo sappiamo bene quanto è difficile convincere Riva. Certo. Lui ha lavorato per anni in maniera meticolosa, senza perdersi d'animo per raggiungere l'obiettivo. Sì, un corteggiamento d'altri tempi, forse ottocentesco, lui ha detto che ci ha messo quasi 20 anni a convincerlo, Gigi non era mai apparso, che io ricordi, nessun tipo di scena televisiva, lo ha fatto adesso insomma, andando dopo tante sollecitazioni, credo che insomma, sarà un ottimo risultato, anche l'ultimo lavoro fatto da altri emittenti anche importanti come Sky non avevano visto la sua partecipazione, questo è davvero un gran gol che ha fatto Milano.
Genuinità, qualità e tradizione sono gli ingredienti della ricetta che da oltre 40 anni certifica la unicità delle produzioni di una pasticceria artigiana che oggi è leader del settore nell'isola. Todde, come i nonni dei nostri nonni ci hanno insegnato. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Tutto inizia da un amore. Le farine, i mangimi, la pasta, le fette biscottate, la distribuzione e l'ospitalità. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. La Setrand, azienda leader nel settore ambientale in Sardegna, si rivolge alle pubbliche amministrazioni e alle imprese dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Il PNRR destina 40 miliardi di euro agli enti locali. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, transizione ecologica e mobilità sostenibile, istruzione e inclusione sociale. Per i comuni della Sardegna, un'opportunità da non perdere. La società Prima Idea assiste le amministrazioni in tutte le fasi della progettazione fino alla presentazione della domanda. Velocità, competenza e professionalità. Prima Idea per il PNRR, una scelta vincente. Visita il sito www.primaidea.com. Sì, Valerio, dopo questa bellissima anteprima del film sono con Roberto Muzzi. Roberto, questo film ha rievocato tante sensazioni, non solo dell'amato Gigi Riva, ma anche di tutta la Sardegna. Assolutamente sì, è un giocatore fantastico, un uomo splendido che ha dato tanto alla Sardegna, la Sardegna ha dato tanto a lui. Veramente fa capire quanto sia importante questa maglia per tutti quanti. Io ho avuto la fortuna di indossare quel numero 11 grazie a Gigi che mi ha dato questa opportunità, e per me era veramente un orgoglio indossarla e veramente dare il massimo in campo per onorare Gigi Riva. Però è veramente un grandissimo film, fa capire questo popolo quanto sia forte, quanto sia veramente importante. Si è visto nel film tante sfaccettature, ma è stato sempre così. Il popolo sardo, i campioni del calcio, ma non solo, li ha sempre accolti come persone di famiglia. Anche voi all'epoca del tuo Cagliari avete vissuto sempre in simbiosi col popolo sardo. Assolutamente sì, sono veramente un popolo affettuoso, un popolo che ti dà tanto, e tu come giocatori sei costretto a dare tanto a loro, perché veramente è un popolo splendido, veramente devo tanto anche io a questa gente.
rombo di tuono, Gigi Riva da Leggiuno. Sono un calciatore, Piero bravo e abbastanza fortunato. Sono venuto a Cagliari e ho cercato di parlare con Gigi Riva perché volevo fare questo lavoro dedicato a lui, su di lui, con lui, e dopo 21 anni si è convinto, ecco, ha abbandonato i timori, le ritrosie, non so, ecco, si è convinto e abbiamo parlato tanto e ci siamo detti tante cose. L'idea di Riva come protagonista c'è stata da subito, da 21 anni a questa parte, quella di convincerlo a essere lui, perché nessuno può far finta di essere Gigi Riva, perché ce n'è uno solo, perché avere un interprete significa avere un filtro, e Gigi si è invece un po' lasciato andare, insomma, sempre con la sua misura, col suo modo di essere, col suo modo di fare. Non ha snaturato se stesso, figuriamoci, non l'avrebbe mai fatto, non l'ha mai fatto in vita sua, non l'avrebbe fatto nemmeno in questa occasione, però ha raccontato molto. Per me poter andare a casa di Gigi è un privilegio assoluto e avere un po' della sua fiducia è una sensazione enorme, è una soddisfazione umana e professionale enorme. Insomma, l'obiettivo era anche per tutti noi che eravamo così alle prese con un personaggio così grande che tutti noi conosciamo e conoscevamo bene. È un'emozione particolare che, devo dire, nessun attore o attrice mi ha mai dato, ecco, l'emozione di incontrare, parlare, dividere il tempo e anche qualche confidenza con una persona come Gigi dà una sensazione di pienezza che non ho mai provato prima. Il racconto di un uomo e del suo coraggio, di una dote che non c'è quasi più in nessuno di noi. E lui ha dato una lezione di tutto, di stile, di coraggio, di umiltà, di rigore morale e anche la capacità di dire e di fare cose che richiedono sacrificio, che richiedono dei prezzi da pagare. Lui questi prezzi li ha pagati, però il suo rigore ha pagato più di qualsiasi prezzo. Gigi è rimasto famoso in questa terra, in questa regione, nel nostro paese e ha anche cambiato il corso della storia di questa regione ed è conosciuto anche nel mondo, quindi evidentemente un peso ce l'ha avuto, insomma, ecco.
vengo dal 75 in Sardegna e poi per questo lavoro in particolare l'ho girata veramente tutta, insomma, ecco, ed è un rapporto con una terra che ha evidentemente qualche valore in più, il senso della dignità, il senso del rispetto. Gigi, se si è trovato bene con questa terra è perché aveva dei valori comuni, evidentemente.